questa sfida odierna, siamo qui con Mister Isgro, come si può intravedere dalla maglietta, Serie B, ce l'avete fatta? Ma sì, ce l'abbiamo fatta e sono molto contento dopo un'annata molto faticosa, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Noi ci credevamo pure quando avevamo 7 punti di differenza dalla prima, ci credevamo, quindi il gruppo fa sempre la differenza, perché quando si vincono dei campionati così non è certo la mano dell'allenatore che si vincono questi campionati, anche una cosa all'interno del gruppo, i ragazzi erano uno per l'altro, quindi da lì poi anche io come allenatore lavori anche meglio, quindi adesso ci godiamo questa vittoria e speriamo che in futuro continueremo a vincere. Ovviamente potevano esserci due risultati, o vittoria o pareggio. Non è arrivata la vittoria, è arrivato un pareggio, però questa sfida corona appunto tutto quello che è stato il vostro percorso durante questa stagione. Come ha detto la lei, avete fatto una stagione con difficoltà, ma siamo stati bravi a recuperare. Per la partita di oggi ti posso dire che noi siamo arrivati un pochettino scarichi, non so perché, infatti anche io abbiamo esultato, ho parlato con i ragazzi, non lo so quello che avevano, o forse sembrava che già avevano vinto tutte cose. Poi in un campo pure difficile dove non si poteva controllare una palla, dove il pallone scivolava sempre, quindi alla fine quando mancavano 30 secondi, 40 secondi abbiamo deciso di tenere il possesso della palla e non rischiare, perché eravamo pure sempre a 5 palle, quindi a volte uno si deve pure accontentare. merito anche degli avversari, perché facciamo i complimenti a questa società di giovani che ha fatto davvero un'ottima partita contro voi. Ma secondo lei ha potuto giocare un po' l'emotività in questa partita, quindi l'adrenalina di poter raggiungere appunto questo risultato, e quindi anche in campo magari l'emotività è uscita fuori da questi giocatori che sognavano da tutte queste partite la Serie B? Sì, no, motivati, ovviamente quando giochi una partita di questa, anche se giochi con l'ultima in classifica, se non hai una motivazione rischi di fare brutte figure. Poi capita le giornate storte, che oggi non abbiamo giocato bene come sappiamo giocare noi, capita il campo e rischi di perdere la partita, quindi i miei ragazzi sono stati grandi e li ringrazierò sempre. Però adesso spazio ai festeggiamenti, appunto sentiamo dagli spogliatoi i cori dei ragazzi, ovviamente è lecita la domanda farla, ma già si sa, è scontata. L'emozione che si è provata a fine partita, che vedrete appunto nei nostri canali di Sportisili, è tantissima. Ma sai bene che questi festeggiamenti è il frutto di una stagione, di un'annata, di tanti allenamenti, di lasciare le proprie mogli a casa da sole, quindi quando poi raggiungi un obiettivo è giusto gioire così, è giusto. Come appunto dicevo al direttore generale Riccardo Scardina, merito dei ragazzi, ma merito di una società, merito di un allenatore che, anche se è arrivato a metà percorso, è stradato sempre più questa squadra verso risultati sempre positivi, che i risultati l'hanno dimostrato. Sì, però ti dico io una cosa, quando sono entrato dentro lo spogliatoio, la prima cosa che ho detto ai ragazzi è stata io in questa squadra non voglio responsabile, quindi ho detto se perdiamo una partita io non me ne assumo solo le responsabilità, ma le responsabilità ci le assumiamo tutti. Se si vince una partita è la stessa cosa, non è l'allenatore che ha vinto perché è bravo, no, siamo bravi tutti, quindi quando si perde, nel mio DNA, quando si perde non si deve trovare un colpevole, si deve soltanto lavorare, come abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto qualche passo falso ma non si è trovato un colpevole, e non ci sarà un colpevole perché poi abbiamo dimostrato che il valore che abbiamo e si è visto alla fine. Solo le grandi squadre possono vincere dei campionati impossibili, perché a 5 giornate alla fine avevamo 7 punti di svantaggio, quindi squadre che ci hanno aiutato, che hanno fermato l'Alcamo è una squadra veramente attrezzata, con degli stranieri che gli fanno la differenza, però ho detto noi siamo un gruppo, e il gruppo per me è la forza di una squadra. Un'ultima domanda, prospettiva appunto per il futuro, si farà la Serie B, secondo lei appunto mister come può aiutare la squadra, così ovviamente come ha sempre fatto, ma cosa ci vuole in più per affrontare una stagione così come appunto
la Serie B, perché è un campionato tosto ovviamente. Sì, però ti dico, ma intanto festeggiamo perché è la cosa più importante oggi e festeggeremo la prossima settimana che avremo una cena, quindi dobbiamo soltanto aspettare. Al momento si vedrà. Poi si vedrà. Poi, come ti dico io, questa squadra per me è pronta per giocare in Serie B e con qualche innesto possiamo veramente fare un bel campionato, secondo me, perché è una squadra che ad oggi può giocare in Serie B. È arrivato il saluto anche dal direttore generale e possiamo chiudere così l'intervista.